You ass! Come here, ass! Fuck! Si mangia, finalmente si mangia. Aia! Chi ce l'ha messa questa? Chi ce l'ha messa? Chi ce l'ha messa? Un gorilla. Un gorilla. Un gorilla? Come un gorilla? Dove? Non so. Ma qua dentro il gorilla? L'hai visto tu? Io no. E come fai a dirlo? Ma ho pensato. Questo programma è offerto da... Bravi, che inondazioni! Che pioggia di meteoriti! E che sterminio della razza umana! Ah, questa è senz'altro l'apocalisse più ecatombale a cui abbia mai assistito. Senza dubbio, commendatore, e un plauso va fatto anche all'Onnipotente, che non mi pento di definire vendicativo! Colonnello, a cosa debbo questo suo evidente cruccio? Commendatore, in casa mia non funziona niente. Grammofono, televisore, radioregistratore perfino. Non so più cosa fare. Osteria! Al contrario, in casa mia funziona tutto, perché io al minimo problema uso la botta! Dalle antiche sorgenti nevrotiche arriva la botta. La botta. Violenta soluzione a ogni malfunzione. La botta. E ora MTG Netto con Oscar Carora, Gio Cagna, Salvo Sbagli e il pluriraccomandato io! Ciao a tutti dall'MTG Netto! Un attimo, sto facendo colazione, ragazzi, sempre le cose di fretta. Dai, cominciamo, dai. Chi sono? Mario? No, sbagliato, sono Ginetto. Solo che mi sono messi i baffi, vedi? Sto bene? Allora, cominciamo subito con un servizio di Salvo e Sbagli. Quella di oggi è una giornata particolare per Milano. È infatti entrato in vigore il tanto atteso blocco delle scarpe. D'ora in poi, infatti, nel centro cittadino i pedoni potranno circolare solo a piedi nudi, risolvendo così il grave problema dell'inquinamento acustico dei passi. Ma sentiamo cosa ne pensano i milanesi. Signora, lei è favorevole al blocco delle scarpe? E come no? Non si stava più con tutto quel rumore di passi che sbattevano tutto il giorno. Senta che pace adesso. Sì, io sono favorevole a tutto, specialmente al blocco delle scarpe, perché sotto casa mia ci sta un mignottone che cammina con questi taccazzi micidiali e batte, e tucca, e fa sto rumore come la taccapulta. E mentre i feticisti gioiscono, c'è chi non è d'accordo. E infatti oggi una rappresentativa del sindacato ballerini di Tip Tap ha inscenato una protesta clamorosa ballando il Tip Tap davanti alla sede del comune. Ma questa manifestazione non sembra aver fatto cambiare idea al Consiglio Comunale, tanto che l'iniziativa è destinata a proseguire nei prossimi mesi. E da Milano è tutto, salvo errori. E ora l'indovinello. Che cos'è quella cosa che d'inverno ti riscalda e d'estate la metti sull'albero? La stufa! Io d'estate la metto dove voglio la stufa, che non mi serve tanto. Vabbè. E andiamo avanti con il servizio di Odreandro Scatola.
Illustriamo in breve i nuovi cambiamenti del codice della strada in vigore da oggi. Eliminata la classica patente a punti per una più efficace patente a pugni. Gli automobilisti colti sul fatto saranno puniti dagli agenti con cazzotti sul grugno di un numero stabilito in base alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni amministrative associate all'infrazione potranno essere pagate al momento con uno sconto del 50% a patto che si risponda in maniera corretta al domandone. Da oggi sarà inoltre vietato alle donne di guidare i macchinoni, a meno che non siano in possesso di apposita licenza che dimostri un motivo plausibile per guidare tali veicoli ingombranti. Eliminato anche il fastidioso suono del clacson con un meno irritante motivetto lounge. Infine, vediamo alcune modifiche al significato di 3 cartelli stradali. Questo cartello significherà attenzione, non parcheggiare nel mare. Quest'altro, attenzione, c'è una vacca. E quest'ultimo, dedicato ai fannulloni, vai a lavorare. E ora una notizia. Pizza? È arrivata la pizza, perché non ho fatto colazione. Quant'è? 5. 5. C'ho 100, va bene lo stesso? Sì, sì. Non si preoccupi. Che bravo uomo, eh. Allora, adesso la notizia con il servizio di Ippolito Vermeer. Buongiorno. L'Arabia Saudita, il mal di Angola, la polonite. Queste alcune delle malattie internazionali in uscita questo mese. Ma noi oggi parleremo di una patologia uscita proprio l'altro ieri e lo faremo con un ospite d'eccezione, il signor Giorgio Poveracci. Buon Giorgio. Buongiorno Ippolito. Ci racconti il suo problema. Io soffro della sindrome di mani in faccia. Mani in faccia? Che cosa vuole dire? Ci spieghi meglio. Ogni tanto perdo il controllo delle mani e mi si schiacciano in faccia. Mi faccio pure male, c'ho pure gli occhiali. È doloroso quindi? È dolorosissimo. Ai, ai, ai. E le capita spesso? No, spesso no, ogni tanto, nei momenti meno opportuni. Poveraccio. Allora vediamo un contributo filmato di come la vita del signor Poveracci è rovinata da questa grave patologia. Sì, lo vedete voi perché io non ci riesco a vedere che ho le mani appiccicate sulla fronte, sugli occhi. Ma non riesce a tirarle via? E non riesco per niente. Sto Provi. provando, non ci riesco, sto provando ma non ci riesco, mi fanno ancora male. Inquadratevi nel monitor. Attenzione, non muovetevi. Boh, mannaggia, quanto sei brutto. Amore, ti piace il film? A tratti. Auguri, amore. Scusa, te ne faccio un altro. È andata così. Buon compleanno. Abbiamo visto come la vita del signor Poveracci è costantemente infastidita da questa patologia, ma noi oggi, grazie ai laboratori Micidial, abbiamo trovato una soluzione al suo problema. Ecco, grazie a questo semplice metodo, le sue mani resteranno ferme, immobili e non le daranno più fastidio. Madonna, mi avete crocifisso, grazie, grazie, sono molto contento, sono rinato. E io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. Amen. Gentili telespettatori, ben trovati ad Andrea Di Pre per la politica. Con me c'è il grande, il sontuoso, il sibaritico Gigetto Micidial. Ginetto Micidial. Ginetto, grande interprete del Novecento. Tu sei il portatore di una carica intrepida, pionieristica e rivoluzionaria. Vediamo, Wow. ecco, vediamo di tracciare un breve consuntivo di eventi della tua storia. Io non so disegnare.
Ginetto non sa disegnare, ma sa che cosa vogliono gli italiani. Che cosa vogliono gli italiani? No. Un posto al sole. Un posto al sole. Che vuol dire fama per tutti. Caldo. Soldi. Soldi, denari, tavoli. Donne, ladri. Anzi, c'è un gesto che compendia la tua carica prometeica. Sì, il pugno di pollice. Che meraviglia, straordinario. Il pugno di pollice. Parole e azione. Bravo. Parole e azione. Con questo pugno di pollice vedete la potenza, la forza, l'azione. Invitiamo i nostri telespettatori dell'Andrea Di Pre per la politica a votarti. Votatemi. Ginetto Micidial. Votate colui che è destinato a cambiare il destino dell'Italia. Grazie. Prego. E adesso un servizio generico. Mi trovo nella macelleria salumeria da Filippone, dove le quote del salamone continuano a scendere. Il salume è invenduto da 2 mesi, ma seguiamo ora in diretta l'andamento odierno. 3 etti di mortadella. Dopo. E 2 salamoni. Salamone! No, volevo dire salsiccione, scusa. Salsiccione. Sì. Come vedete, il salamone non decolla neanche oggi, ma qualcosa potrebbe cambiare. Grazie. Buongiorno, io vorrei questo cestino di salamini. Salamini? Sì, un prosciutto intero, una mortadella da 20 kg. 20 kg? Sì, e un po' di salsiccia, un po'. Beh, poi... Senta, prenda pure il carrello, eh. Questo lo può prendere subito. Sì. Prego, il prosciutto intero. Una bella bestia. Poi vorrei una bresaola di bisonte, poi vorrei una coppa. Prego. E poi vorrei un po' di Salamone? No, salamelle. Vorrei un po' di salamella. Questo? Poi vorrei un po' di carnazza. La carnazza? La carnazza. La carnazza. Ah! Sono a posto. Grazie. 728 euro. Sono a posto così? Visto che ha preso tutta questa roba, lo vuole un salamone in omaggio? In omaggio? Ma non vorrei esagerare, eh. Grazie, no. Come vedete, anche oggi il trend del salamone chiude in negativo. Da qui è tutto, a voi studio. Cazzo devo fare io con sto salamone? E ora siamo arrivati al momento preferito dai gatti, il momento topico, perché c'è lo sponsor, evviva lo sponsor, Che percossa sul cranio, oibò, e ora proseguiamo il programma con la cronaca nera, il servizio dell'esimio Oscar Carogna. Sì, Mario Forte dei Marmi, mi trovo a Cologno Mondezza, in provincia di Milazzo, davanti a questo favoloso morto bello fresco al sangue e in HD. Ma facciamo partire subito il film horror. Si può morire la vigilia di Natale? A quanto pare sì per Rosino Zoffo, pluritrentenne con la passione per le strenne natalizie, e Roland Messner. Passioni che l'hanno inevitabilmente condotto verso quel lavoro che tanto amava, ma che gli è costato la vita, il Babbo Natale da arrampicata. Zoffo era stato assunto dai coniugi Zuppacalda il 1° dicembre ed era rimasto aggrappato alla ringhiera del balcone del loro appartamento per ben 24 giorni, fino a quella maledetta vigilia di Natale. Stremato e senza più forze, non ha saputo resistere e ha mollato la presa, precipitando per circa 30 metri e sfracellandosi al suolo in una morte istantanea come una Polaroid. Intanto in paese la gente si chiede come sia potuto accadere. Come sia potuto accadere? Come sia potuto accadere? Come è potuto zingari? Anche quest'oggi in strada insieme a Pino Cammino, che ha visto tutto anche questa volta. Raccontaci cosa hai visto. Io ho visto tutto. Questa stava attaccata alla finestra come una scimmia da più di 20 giorni. Quando a un certo punto è passato un signore dalla strada che gli ha chiesto: scusi, che ore sono? Questo, per guardare l'orologio, ha perso l'equilibrismo ed è caduto giù come... Una catapulta. No, come una scimitarra.
Il povero Rosino lascia un figlioletto elfo, un CD per lo specchietto retrovisore della macchina e un paio di stivali. Ed eccoci qui con Elfo, il figlioletto orfano del padre morto, ancora fumante tra l'altro, guardalo! Che piange in maniera grandiosa. Senti Elfo, ci chiedevamo come l'avessi presa questa morte, perché in un sol colpo hai perso sia tuo padre che Babbo Natale. Chi ti manca di più, tuo padre o Babbo Natale? Non lo sai. Ed ora cosa farai, visto che tuo padre è morto? Andrai in orfanotrofio? Inizierai a drogarti magari, che ne so. Oppure verrai adottato e sfruttato dagli zingari. La terza! La terza, dice la signora, ma Elfo non risponde e allora lo chiediamo a voi telespettatori con il nostro sondaggine. Oh! Cosa farà il bimbo dopo la morte del suo Babbo Natale Rosino? Andrà in orfanotrofio? Inizierà a drogarsi? O finirà dagli zingari? Manda un SMS all'85 40 40 e riceverai l'esclusiva suoneria della botta! La botta? Che botta? La botta? Che botta? Ti tiro una botta! Che botta? Una volta che botta? Che botta? E allora, visto che il povero Elfo non potrà ricevere più doni natalizi, ci abbiamo pensato noi con il gioco del morto del giorno di Oscar Carogna. All'interno troverai la catapulta per far schizzare i cadaveri a qualsiasi distanza tu voglia, il pupazzetto di Pino Cammino, passante di professione, e lo zingaro capro espiatorio. Sei contento? Per niente, è ottimo. E allora buon Natale e buona morte a tutti, come sempre in HD. Scusate, ma grazie alla botta che ho preso il mio cervello è iniziato a funzionare per un attimo. Meno male che mo' è passato. Scusate. Pronto? Ci vogliamo vedere domani a mezzogiorno? Come a mezzanotte? Io alle 9 già dormo. Ma perché di giorno non puoi? Ti squagli. Che esagerate, che stiamo al Congo. Vabbè, allora facciamo un'altra volta, dai, ti devo salutare, dai. Ciao Dracula. Ciao. Scusate, un amico. Allora, vediamo che tempo fa. Ancora qua stai, ma che fai? Aspetto il pullman. Aspetti il pullman, ma questo è uno studio giornalistico. Ah, non passa di qua. No che non passa. Il meteo, come prima. Il meteo è offerto da La Botta. Buongiorno da Michael Sole, vediamo insieme le previsioni meteo per domani. Bel tempo su tutte le regioni in mattinata, nel pomeriggio sulla Basilicata, formazione di rovesci temporaleschi. E vediamola insieme questa formazione. Abbiamo nebbia in porta, una linea difensiva composta da cirrocumulo, bassa pressione e grandine, fulmini a centrocampo, in attacco vento, mareggiata e Ronaldo. Grazie, buongiorno. Il meteo è stato offerto da La Botta. Scusate, stavo facendo gli esercizi che domani c'è il compito di matematica. Allora, continuiamo con il giornale. Adesso c'è il momento del cinema. Lo scienziato aveva lavorato alla sua creatura per tutta la vita. Edward, Ma la crisi non gli aveva permesso di completarla. purtroppo non ho più soldi per farti le mani. Poi lo scienziato ebbe un colpo di genio. Da un'idea del mio vicino di Pianerottolo, Edward Mani di Citofono. Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo, accanto alla frutta. Sali, sali. Il nuovo film di Ugo Tira l'altro.
siamo giunti alla finale, ma non vi preoccupate perché domani torno e vi mostrerò che, come dice il detto, non basta il baffo per fare il tiginetto. Senti, io la colazione me la finisco che c'ho fame ancora. Vabbè, io vi saluto, ciao ciao, alla prossima. Porca troia, ma come faccio a capire qual è la brioche e qual è il latte? Ai, la mia mano! Ai ai ai